E in tema di immigrazione interviene oggi l'onorevole Calogero Pisano. Prendo conoscenza della nota congiunta dei sindacati SIAP e ANFIP, con la quale viene denunciata un'importante carenza di organico che renderebbe ancora più gravosa l'attività delle forze di polizia presenti a Lampedusa per fronteggiare i continui sbarchi di migranti, aumentati in maniera esponenziale durante il periodo estivo, e che costringerebbe tanti agenti e funzionari a rientrare dalle ferie o addirittura a rinunciarvi. Mi preme evidenziare, afferma l'onorevole Pisano, l'ottimo lavoro svolto dal governo per affrontare con i suoi migliori rappresentanti, da Sua Eccellenza il Prefetto Romano al Signor Questore, dalle forze di polizia ai carabinieri della Guardia di Finanza, ai corpi dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, e quella che non è più un'emergenza ma un fenomeno strutturale. Proporrò, continua Pisano, al Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi l'attribuzione di riconoscimenti premiali per il personale delle forze dell'ordine che con lodevole impegno quotidiano riesce a gestire al meglio l'enorme flusso di migranti che approda sulle nostre corse, e ribadirò inoltre la necessità di promuovere la questura di Agrigento alla prima fascia. A tal proposito ho già avviato le apposite interlocuzioni. Ciò garantirebbe quel cospicuo ampliamento di risorse umane che consentirebbe una rapida e ottimale gestione del problema immigrazione.